Va ora in onda Grafologia con Renato Pasqualotti. Impara a conoscerti dalla tua scrittura. Oggi vi voglio parlare di un personaggio particolarmente interessante nel territorio, Fra Claudio Granzotto. Di questa persona, importante perché è un beato, probabilmente verrà anche santificato, nato nel 1900 a Santa Lucia di Piave, ho avuto modo anni fa di dare il via, di presentare, di parlare di lui, aiutando Laura Darè, una poetessa che ci ha lasciato nel giugno scorso, presentando appunto il suo libro di poesie, di preghiere, che è Splendore dell'arte di Fra Claudio Granzotto. Prima di iniziare di parlare di Fra Claudio e di esaminare la sua scrittura per vederne le caratteristiche del suo temperamento, la sua abilità pittorica, vederlo dal punto di vista umano, artistico e spirituale, vi leggerò una poesia che trovo particolarmente significativa, di Laura appunto di questo libro, dove lei immagina come Fra Claudio fosse stato vivo oggi, lei dice, avrebbe potuto scrivere questa preghiera. Il Cristo moderno. Il povero Cristo moderno, Signore, guardalo con maggiore attenzione. L'uomo legato alla fatica, alla fabbrica, alla catena. Il nostro Cristo sui treni in attesa di partire sempre in ritardo. In ansia sulle stazioni deserte o su quelle super affollate. Un Cristo giovane a condurre da solo migliaia di studenti, impiegati, professori di ogni grado e di tutte le generazioni. 4 ruote, un volante, uno specchio. La pioggia è già caduta. Il Cristo solitario dei monti, delle solitudini arcaiche, dei supermercati e dei fondali. Il Cristo dei cantanti di successo e dei cantastorie, ma anche quello dei parassiti nascosti. Il povero Cristo dei poeti incompresi, per anni sopra 4 carte sgualcite che nessuno leggerà mai. I poveri Cristi, ancora più poveri delle discoteche, dei casini, degli impiccati sulle autostrade morbose e plateali, dei fumatori di cocaina, dei giocatori di carte, i Cristi, i più sofferenti delle donne, delle mamme offese, maltrattate ed umiliate, e poi dimenticate nell'angolo più oscuro dei refossi. Il più piccolo dei Cristi innocenti, sulle ali del bambino solo, davanti alla televisione, abbandonato, tradito, lavoratore. Il bambino soldato, e forse mai amato dell'est e dell'ovest di questa terra. Signore, la terra l'hai fatta tu. E così, ancora una volta, il Cristo splendente di sorpresa si innalza di scatto. Si incolora, apre le sue grandi braccia piene d'amore sui prati in fiore e sopra le alternative impensate. Tutto l'oro del mondo nell'abbraccio immenso del Cristo moderno e dell'eternità. Ecco, Laura Darè ha scritto questa preghiera nel giugno del 2008. E ora vorrei, assieme a voi, mettere dei punti un po' più precisi su questa persona, su questo personaggio, osservando la sua scrittura. Allora, vi devo precisare comunque che la scolarità di Riccardo Granzotto, diventato poi Fra Claudio, era piuttosto bassa. Lui ha frequentato la prima e la seconda elementare a Santa Lucia. Immaginate poi che ha dovuto ripetere la seconda elementare. Non era particolarmente
apparentemente intelligente e vivace. Era un ragazzino un po' strano, un po' solitario. Amava più disegnare che studiare. Ed è per questo che il sacerdote Monsignor Morando di Santa Lucia lo aiutò ad approfondire questi suoi studi sulla pittura, quindi a esercitare la pittura. Lo aiutò quindi a frequentare i corsi del maestro Rupolo, molto vicino all'Accademia di Venezia, che lui frequentava dopo il lavoro perché già da molto giovane aiutava il fratello maggiore, Giacinto Giovanni, che era più grande di lui di 18 anni. Teniamo conto che Riccardo era il 7° figlio di Antonio e Giovanna Scottà. Il più giovane, forse il più amato, il più coccolato di tutti i fratelli. E appunto con Giovanni diventò muratore, ma fu poi richiamato all'Eva nel 1917. Ma la sua grande passione per il disegno e per la pittura diventò poi una grande passione per la scultura, quindi per gestire la materia. Muratore diventò scultore, quindi comunque continuò a lavorare sulla materia, sul marmo. Iniziò a frequentare appunto questi studi attorno al 1922, ebbe degli ottimi risultati, diventò insegnante alla scuola, l'attuale Ipsia, di Conegliano Veneto in via Pittoni. Interessante è stata l'esperienza nel 1929, quando per esigenze del periodo fascista, vi ricordate un po' che in quel periodo è stato costruito il Foro Romano e c'era la necessità di avere delle sculture particolarmente significative, particolarmente importanti, che rappresentassero l'uomo virile nello sport, nell'attitudine allo sport, per essere plateale. Mussolini voleva fare un secondo Colosseo e aveva bisogno di queste enormi sculture. Ed è stato invitato anche Riccardo Granzotto a preparare un bozzetto. La sua scultura era particolarmente significativa, importante, ricordava un po' il Discobolo, una figura atletica che lanciava, era il giocatore di pallone, ma pensate un po' che questo giocatore di pallone, il pallone non si trovava all'altezza dei piedi, ma era come nel Discobolo lanciato verso l'alto. Già qua ci fa intuire come fosse importante per lui questo concetto di andare sopra, questa spiritualità era già dentro di lui. Partecipò, era stato accettato, se non che all'ultimo momento, pensate un po' che Fra Claudio aveva già organizzato, avendo vinto questo concorso, aveva già organizzato la cena con tutti gli amici. Doveva svolgersi al Puntiglio di Conegliano, quel ristorante che ora è un'osteria e che ha sede appunto vicino al Ponte della Madonna a Conegliano. Riccardo Granzotto non era iscritto al partito fascista e così dovette riportarsi a casa con grande delusione la propria scultura. Questa delusione cambiò completamente la sua vita. Entrò in una grandissima crisi, era il 1929. Fu inattivo fino al 1932, quando scolpì la statua di Santa Lucia, il 15 agosto del 1933. E qui cominciò una crisi spirituale, che lo portò ad andare a Chiampo, il convento appunto di Chiampo, e poi quindi lui diventò frate, abbandonò l'attività di insegnante, si ritirò in convento dove comunque continuò a scolpire, a occuparsi quindi d'arte. Nella scrittura
che io ho potuto analizzare in questo messaggio che lui manda ad un amico nel novembre del 33. C'è molta enfasi dove appunto lui spiega il motivo per cui lui ha abbandonato la sua attività che era particolarmente redditizia, perché era diventato uno scultore affermato. Lui abbandona tutto e vi leggo 2 brevissime frasi e poi analizzeremo anche la scrittura, i segni grafologici. Lui dice: cosa giova a me, anche se dovessi acquistare tutto il mondo? Se quando poi ne perdo l'anima, ricordati bene che l'uomo è creato per amare e servire il suo Signore e non per altri scopi, altrimenti viene condannato dalla giustizia divina. Sono parole particolarmente forti, sono scritte con un'incisività decisa, il segno è una forte intozzatura, quindi dimostra grande energia, ma quello che colpisce particolarmente della scrittura di Fra Claudio Granzotto è il segno pendente, cioè la pendenza di questa scrittura. Dal punto di vista intellettivo, questo segno indica una grande capacità assimilativa, ma è coinvolto dal sentimento. Il movimento grafico deriva prevalentemente dall'innervazione talamica, la zona del cervello che governa la sensibilità, il sentimento. La mano e l'avambraccio sono in una costante condizione di estensione. Questo viene visto come una esigenza di sperimentare, di ricercare nell'altro l'approvazione e il coinvolgimento. Il calibro è piccolo e quindi sta a dimostrare la modestia dell'individuo, la pacatezza, la ricerca dell'altro per servirlo. Il margine di sinistra è piuttosto contenuto. La pendenza e il correre verso il margine di destra indica la ricerca del padre. Dobbiamo considerare che Fra Claudio Granzotto è rimasto orfano del padre all'età di 10 anni. Ha trovato in Monsignor Morando questo appoggio, questa figura che lo ha un po' sostituito, ma anche nel fratello più grande. E poi lo ha trovato nella figura del Cristo. Immaginiamo il Cristo che lui ha ripreso nella scultura importante che troviamo al convento di Vittorio Veneto. La sua è un'arte prevalentemente di imitazione. Ha copiato, se vogliamo, la grotta a Chiampo della Madonna di Lourdes. La sua era una personalità semplice, umile. La scrittura è uno scorrere con insicurezza, è titubante, quindi dimostra l'ingenuità. Era considerata una persona di per sé di poco valore e di scarsa intelligenza. Ma più che questa intelligenza, noi troviamo in Riccardo Granzotto una grande esigenza di partecipazione alla sofferenza dell'altro. 2 parole sono state particolarmente importanti, che sono un po' la sintesi di un suo testamento. Prima di morire, il 15 di agosto del 1947, lui ha lasciato un piccolo messaggio: aiuterò, consolerò tutti. Dal punto di vista caratterologico noi lo facciamo un sanguigno per l'energia, ma soprattutto biglioso per la forza di volontà, per la sua progettualità, nell'intento appunto che tutta la sua vita fosse, e anche dopo la vita,
solo per aiutare e per consolare il prossimo. I tagli della T sono molto bassi. Questo indica umiltà, sottomissione. La scrittura è fatta di ganci, che indica tenacia. Oltre a questi ganci che indicano appunto tenacia, addirittura potrebbe sconfinare nella testardaggine, troviamo dei segni particolarmente significativi che Moretti definisce i ricci della mitomania, che vengono interpretati, sono quei tratti finali che vanno verso l'alto, verso il mondo appunto della fantasia, dell'immaginazione, oppure vanno verso il basso, verso la zona degli istinti. Vengono visti come delle fissazioni su delle idee, su dei giudizi. È la constatazione della realtà, la ricerca della realtà, che deve in qualche modo essere la compensazione di questa fantasia che noi troviamo quando la parte finale va verso l'alto. Quindi noi dobbiamo vedere in questa figura l'artista, quindi la creatività, l'energia. Dobbiamo pensare che lo scultore deve essere una persona particolarmente energica perché deve lavorare con lo scalpello, con il marmo, ma anche questa grande spiritualità che troviamo appunto nelle lettere che vanno verso l'alto. Direi che quindi dalla scrittura io posso aver trovato conferma di quanto mi ero aspettato, conoscendo un po', avendo avuto queste indicazioni della vita di Fra Claudio Granzotto. E con il lasciarvi e con il salutarvi, io vi riporto al libro che vi consiglierei di leggere, questo libro di preghiere di Laura Darè, Splendore dell'arte di Fra Claudio Granzotto. Con questo vi lascio, vi auguro una buona giornata e a rivederci al prossimo incontro. Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.